Cereale Cisano vanno all-in nella notte di Albissola, ultima manche che separa una delle due formazioni dal montepremi finale che ammonta al salto di categoria. Di fronte alle due migliori difese dei rispettivi campionati, dato che emerge nei primi 20 minuti, in cui le rispettive retroguardie non rischiano niente, tanto che il primo sussulto arriva alla mezz'ora. Capitan Berlinghieri pennella al centro, sbuca la testa di Corsini che anticipa tutti ma la sfera termina alta. Il Ceriale prende coraggio e neanche 60 secondi dopo è ancora la premiata ditta Berlinghieri-Corsini ad andare vicino al gol. Il diagonale del numero 9 sibila al palo e si spegne sul fondo, ma dai piedi del capitano bianco-blu partono quasi tutte le manovre offensive. Il pressing dei ponentini continua e sugli sviluppi di un calcio d'angolo ci prova il solito Corsini con un'incornata che non rappresenta una minaccia per Adaglio. La Praese si vede sul finire quando su uno svarione della difesa bianco-blu in candela prova ad anticipare Tranchida ed arriva a contatto con lo stesso numero 1, ma De Icco non ravvede gli estremi per un penalty. Tranchida rinvia subito lungo per Santanelli che sul fronte opposto tu per tu con Adaglio calibra male il pallonetto. Dopo un primo tempo da sbadigli, grazie alle riprese di Simone Maggi e al montaggio di Gian De Mattei, si passa al secondo round. A 2 minuti dal rientro in campo, occasionissima Praese, azione contropiede, prende palla bomber Carnovale, ma la milla della rete di Cazzola non è quella dei tempi migliori. Minuto 55, il risultato cambia, il merito della marcatura da dividere tra il diagonale di Santanelli e il tocco rapace di De Luca, in ogni caso il Cerale in vantaggio con un piede in promozione. Più con il cuore che con la ragione, la Praese cerca disperatamente il pareggio a pochi minuti dal triplice fischio. Un coraggiosissimo Tranchida anticipa con i pugni Carnovale sul più bello e si rifugia in corner. Ultimi minuti all'arma bianca, il Ceriale spreca il raddoppio con Santanelli, la Praese risponde con il colpo di testa degli innocenti che però si conclude con un nulla di fatto. Termina 1-0 per il Cereale Cisano, il Faraggiana, come potete vedere, ormai è vuoto perché tutti i ragazzi di Mister Gervasi stanno festeggiando il ritorno in promozione dopo solo un anno di purgatorio.